La sostenibilità comporta degli investimenti. Come le istituzioni possono sostenere tali investimenti nella filiera lattiero-casearia? Sicuramente la pubblica amministrazione ha il dovere di essere lievito di crescita per queste aziende che investono molto. Quelli che sono i contributi europei sono legati ai controlli, alla condizionalità, come sentivo prima nel dibattito. E sburocratizzare, facilitare quello che è lo svolgimento delle buone pratiche presso gli imprenditori agricoli è un dovere della pubblica amministrazione, quindi il peso è molto, bisogna cercare di far lavorare per quello che sanno fare, non immersi nelle carte, per cui è il dovere della pubblica amministrazione, oltre che a gestire bene i fondi destinati agli aiuti per la sostenibilità, per la bioeconomia, economia circolare che potranno essere, che sono già destinati a questo settore, è alleggerire il peso burocratico. La Regione Veneto è una di quelle più all'avanguardia a livello europeo per i finanziamenti erogati con il programma di sviluppo rurale. Sulla sostenibilità mancano però regole condivise. Come è possibile raggiungere un accordo a livello nazionale o comunitario? Sì, sicuramente, come diceva lei, la Regione Veneto è la prima in Italia per percentuale di impieghi nel PSR, abbiamo superato quella che è la media europea, insomma il sistema Veneto funziona e questo è un applauso a tutti quanti quelli che lavorano per questo, sia la pubblica amministrazione, sia gli agricoltori, sia le associazioni consulenti, piuttosto che altre persone che gravitano attorno a questo mondo. Effettivamente, come ho sentito prima nel dibattito, manca una lobby di portatori di interesse verso quelli che potrebbero essere gli unici soggetti unici che possono, diciamo così, certificare questa sostenibilità, perché vediamo che ne nascono sempre, oppure tutti si affidano o ad autocertificazioni oppure soggetti diversi e il consumatore può essere smarrito o essere confuso. Potremmo, anzi lo stiamo già facendo come Regione, dare un contributo a quelle che sono le idee che possono essere uniche da portare a livello governativo e a livello centrale.